Il contesto sanitario attuale ha evidenziato in maniera ancora più importante rispetto al passato come la salute sia diventata un tema centrale nell'esercizio delle imprese. Partendo quindi da tale consapevolezza, Confapi Venezia, l'associazione che rappresenta circa 400 piccole e medie industrie della città metropolitana di Venezia, ha deciso di stipulare una convenzione per l'erogazione di prestazioni sanitarie a prezzo agevolato con la casa di cura Rizzola di San Donà di Piave. Con questa convenzione mettiamo a disposizione dei nostri associati, dei loro dipendenti e anche dei familiari dei dipendenti stessi il bouquet di servizi della casa di cura Sileno e Anna Rizzola a una tariffa convenzionata che è mediamente del 10% inferiore rispetto a quella ordinaria, e poi vi è anche una parte dedicata, una tariffa specifica per lo screening del Covid-19 in azienda, elemento assolutamente importante per la competitività delle nostre imprese del territorio in questa fase. Questa pandemia ha ridefinito i codici dell'attività imprenditoriale. Una delle cose che cambieranno per sempre è il modo in cui l'imprenditore deve pensare alla salute in azienda, perché la salute oggi diventa veramente un elemento che è necessario per l'attività di impresa, perché abbiamo visto le nostre aziende, le nostre piccole imprese anche fermarsi per positività del dipendente, per quarantena dei collaboratori, e quindi questi aspetti devono essere ripensati e rimessi al centro dell'attività di impresa. Soddisfazione per l'accordo è stata espressa anche dal presidente della Rizzola, Francesco Variola, che ha sottolineato come nella missione della struttura sanitaria rientri senza dubbio il supporto al territorio e alle sue realtà di valore. E dopo il supporto già avviato con la sanità pubblica dell'ULSS per il ricovero di pazienti Covid, un'ulteriore azione di sostegno concreto alla salute pubblica e delle aziende del territorio arriva proprio con la firma di questa convenzione che tra le azioni più importanti in questo periodo ha proprio gli screening per il Covid con strumentazioni all'avanguardia. La sicurezza possiamo dire che è molto elevata, in quanto abbiamo adottato delle procedure molto stringenti, vista la diffusione generale del virus nella popolazione. È sicura in quanto rileva due porzioni virali, non soltanto una, quindi si può dire che in assoluto è una tecnologia affidabile. E a conferma di quanto la continuità lavorativa delle aziende passi anche dalla salute dei dipendenti, proprio alla casa di cura Rizzola il tampone di screening al personale viene effettuato con cadenza settimanale. Abbiamo deciso di fare il tampone molecolare, di far fare il tampone molecolare a tutto il personale ogni settimana, quindi con la cadenza settimanale. Quindi le 230 dipendenti che ci sono nella casa di cura, a ognuno è stato assegnato un giorno in cui viene fatto il tampone molecolare. E anche per il cittadino abbiamo un posto all'inizio del percorso della casa di cura specifico per fare i tamponi, sia molecolari, sia antigenici, sia sierologici. Per quanto riguarda il futuro, invece, una ripresa economica non può prescindere da una rapida azione di immunizzazione della popolazione. Non più tardi di ieri Goldman Sachs ha rilasciato un report in cui prevede per l'Italia nel 2021 un più 6-7% del PIL. Questo è legato esclusivamente alla velocità con cui noi stiamo realizzando la vaccinazione della popolazione, e siamo in vantaggio rispetto alla Francia, rispetto alla Spagna, che di fatti hanno prospettive di PIL inferiori alle nostre. L'Italia riuscirà ad uscire se avrà una campagna vaccinale veloce ed efficace. Questo è il termine imprenditoriale in cui viene vista la prospettiva dei vaccini. Sono un elemento fondamentale della nostra ripresa, non possiamo perdere questa occasione. In questa prospettiva ho espresso l'auspicio che ci sia la possibilità di effettuare nel prossimo futuro le vaccinazioni contro il Covid-19 direttamente in azienda. Il nostro presidente nazionale Maurizio Casasco di Confapi ha scritto al Presidente del Consiglio e a tutte le parti sindacali proprio richiedendo la possibilità di fare le vaccinazioni, naturalmente per chi lo vuole, dei dipendenti nelle aziende per renderli il luogo più sicuro, perché proprio da questo, dalla salute delle persone, passa la possibilità di superare questa crisi senza precedenti.